Liberato per la mancanza di notifica il giovanissimo aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano, accoltellata mentre faceva jogging. Sarebbe già volato a Londra, inammissibile, commenta la ragazza. Le vittime non sono tutelate. E la ministra della Giustizia Cartabia ha chiesto l'intervento degli ispettori dopo il rilascio dell'aggressore di Marta. In mattinata l'interrogazione del deputato Zanettin di Forza Italia. È giallo a Sossano, comune dei Colli Berici, per il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione scoperto oggi all'interno di un camper, ancora ignota l'identità. Potrebbe essere stata solo una parola di troppo a scatenare una rissa tra minorenni in un parco di Caldogno con un ferito. Ora le indagini della polizia locale hanno portato a 2 denunce. Le elezioni politiche per il segretario Dem martella l'alleanza con Azione, riapre la partita con il centrodestra. Oggi calenda in Veneto, intanto l'ex ministro D'Incà si scaglia contro i 5 Stelle. Folla di amici, colleghi e autorità in cattedrale a Belluno per i funerali di Omar Monestier, direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto, scomparso improvvisamente a 57 anni. Border Collie, da 2 ore in auto sotto il sole, i passanti se ne accorgono e danno l'allarme. È accaduto nel pomeriggio a Verona, il cane è salvato dai vigili del fuoco e affidato alla polizia locale. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Partiamo dalla notizia della scarcerazione per un errore del Tribunale dei minori del giovanissimo aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano, lo ricorderete certamente, accoltellata mentre faceva jogging. Già condannato per tentato omicidio e ritenuto pericoloso, è tornato in libertà. Al suo avvocato la ragazza ha affidato per la prima volta delle dichiarazioni. Errori burocratici o di disattenzione di questo tipo sono inammissibili e incomprensibili. In qualità di vittima è stato destabilizzante e sconfortante ricevere questa notizia. Parla per la prima volta tramite il suo avvocato Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Marocco di Mogliano, ridotta in fin di vita nel marzo del 2021 dalle 23 coltellate infertele mentre faceva jogging da un 15enne, anche lui del posto, che l'aveva scelta a caso per rapinarla. Il minorenne dal 21 luglio è libero, scarcerato a Napoli per un banale errore nei documenti di notifica del trasferimento dal carcere a una comunità. Comunicazione obbligatoria che doveva essere fatta in anticipo al diretto interessato, quindi entro il 20 luglio, ma la data riportata erroneamente nella pratica è quella del 20 settembre e la notifica non è avvenuta, facendo così scadere i termini e consentendo al ragazzo di tornare in libertà. Il peso psicologico che deriva da questa notizia è immane, prosegue Marta nelle poche righe consegnate all'avvocato Alberto Barbaro, e grava su un percorso lungo, difficile, faticoso e costoso, volto al recupero di un normale stile di vita dopo l'episodio di violenza subito. Recupero che viene ulteriormente complicato e ostacolato da situazioni come questa, continua la ragazza, e la percezione che ne deriva è di una scarsa attenzione alle esigenze di sicurezza della vittima da parte degli uffici preposti, nonostante l'esistenza di una sentenza di secondo grado che ha confermato la pericolosità del ragazzo, già dichiarata nella sentenza di primo grado. 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio, ridotto in appello a 5, e ora la scarcerazione con il giovanissimo aggressore che risulterebbe irrintracciabile, sarebbe addirittura volato a Londra dove la madre lavora come cuoca. Un allontanamento comunque legale visti i termini di custodia scaduti e in assenza di un ordine del giudice. Circostanze che il difensore del ragazzo, l'avvocato Matteo Scussat, non conferma né smentisce. Rimane lo sbigottimento innanzitutto di Marta e della sua famiglia. Il mio pensiero, conclude nella sua nota la 26enne moglianese, va a tutte quelle donne che avevano già denunciato il loro aggressore, magari ottenendone anche la condanna, senza che questo impedisse allo stesso di commettere successivamente ulteriori atti di violenza o perfino di macchiarsi del loro omicidio, e ciò per l'inefficacia delle misure pensate per tutelare la sicurezza delle vittime. E la ministra della Giustizia Marta Cartabia, attraverso gli uffici del suo gabinetto, ha chiesto all'ispettorato di svolgere i necessari accertamenti preliminari, formulando all'esito valutazioni e proposte dopo la scarcerazione dell'aggressore di Marta Novello. Proprio questa mattina il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, il vicentino Pierantonio Zanettin, aveva presentato un'interrogazione al ministro per sapere se, alla luce delle assurde circostanze che hanno portato al rilascio del 15enne, non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi nei confronti dei magistrati che ne hanno determinato la scarcerazione e quali iniziative intenda assumere per assicurare alla giustizia italiana il colpevole di un così grave delitto. Il deputato definisce la vicenda sconcertante, tanto più considerata la condanna in appello a 5 anni di reclusione.
Picchiata e violentata da un 35enne conosciuto la stessa sera dopo alcune ore trascorse in discoteca. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi all'esterno di un locale di Gabicce Monte in provincia di Pesaro Urbino. Vittima una 18enne in vacanza a Riccione con la famiglia, mentre il presunto violentatore è un 35enne veneto, anche lui in vacanza sulla costiera romagnola. È stato fermato dalla squadra mobile. Intorno alle 2 del mattino il 35enne si sarebbe offerto di riaccompagnare la ragazza in hotel, ma in auto sarebbero scattate prima le percosse e poi la violenza. Per la giovane anche alcune fratture, la prognosi è di 45 giorni. E c'è stato un tragico ritrovamento a Sossano, siamo nel Vicentino, si tratta del cadavere di un uomo anziano all'interno di un camper. Giallo sulla tragica scoperta avvenuta oggi verso l'ora di pranzo è stato recuperato il corpo di un uomo senza vita in fase avanzata di decomposizione all'interno di un vecchio camper in via Michelangelo a Sossano, parcheggiato nell'area attigua al parco pubblico. In corso gli accertamenti per risalire all'identità. Potrebbe trattarsi di un signore anziano che da qualche tempo veniva visto entrare e uscire dal mezzo in cui viveva. Non essendo stato visto negli ultimi giorni, i vicini hanno allertato le forze dell'ordine, allarmati anche per l'odore nauseabondo che proveniva dal camper. Non vedendolo da qualche giorno è stata allertata la polizia locale, appunto, che si interessasse e facesse una verifica sul camper che lui usava come base di appoggio, e purtroppo è stato fatto il tragico ritrovamento. La salma è a disposizione dell'autorità competente. Essendo in stato avanzato di decomposizione, il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa. In corso le indagini per stabilire le cause del decesso. A recuperare il corpo, oltre alla polizia locale Basso Vicentino che ha transennato l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo e i carabinieri. E potrebbe essere stata una parola di troppo a scatenare una rissa tra minorenni in un parco di Caldogno, e ora le indagini della polizia locale hanno portato a 2 denunce. A luglio 2 bande si affrontano in un parco di Caldogno, spunta anche un coltello, un 17enne rimane ferito in modo grave, la prognosi è di 1 mese. Dopo qualche settimana di indagini, la polizia locale dell'Unione dei Comuni ha identificato tutti e sono tutti minorenni, alcuni risiedono a Caldogno, altri in comuni limitrofi, 2 sono stati denunciati. Purtroppo oggi siamo a commentare un fatto increscioso avvenuto nel nostro territorio, nel comune di Caldogno, purtroppo all'interno di un parco, di un'area attrezzata verde. Dei ragazzini, tutti minorenni, si sono azzuffati, e durante questa zuffa, non si capiscono i motivi, è comparso anche un coltello e uno di questi è stato ferito. Dei ragazzini, come dicevo, tutti minorenni, in parte di Caldogno, in parte di comuni, di altri comuni. I 2 denunciati sono un 16enne che avrebbe colpito 2 volte con il coltello la vittima, è accusato di lesioni volontarie e possesso ingiustificato di arma da taglio che nel frattempo è stata sequestrata. Denuncia per lesioni anche per un 17enne che avrebbe colpito la vittima con un pugno prima dell'accoltellamento. Le indagini però sono ancora in corso e potrebbero coinvolgere altri giovani. Una cosa vergognosa. La fortuna vuole che il comando di polizia locale è intervenuto prontamente e è riuscito a segnalare tutti questi ragazzi minorenni, i quali 2 anche alla Procura della Repubblica per i minorenni. Si stanno svolgendo ancora le indagini. E ora veniamo al tragico incidente di sabato a Pago in Croazia, costato la vita ad Andrea Bellingardo. I funerali del 19enne si svolgeranno sabato mattina nella chiesa di Corte di Piove di Sacco. Il rosario venerdì sera alle 21, il funerale sabato mattina alle 10 nella chiesa di Corte di Piove di Sacco, la frazione dove Andrea Bellingardo viveva con la famiglia, i genitori Marina e Massimo, la sorella maggiore e le 2 nonne. Aveva 19 anni Andrea, una vita piena di progetti a partire dall'apprendistato che avrebbe dovuto iniziare lunedì scorso nella falegnameria mobilificio di Brugine, dove aveva svolto il tirocinio. La sua vita si è spezzata poco dopo mezzogiorno di sabato scorso
scorso lungo la statale di C106, poco fuori la città di Pago, mentre rientrava da un periodo di vacanze in Croazia con altri 2 ragazzi e 4 ragazze residenti tra Piove di Sacco e Campolongo Maggiore. Un enorme dolore per la famiglia che si sta scontrando anche con le difficoltà burocratiche e amministrative, dalla fatica di ottenere il nulla osta per il rientro della salma alla mancanza tutt'oggi dei risultati dell'autopsia eseguita lunedì in Croazia. Tanti gli amici di Andrea pronti a dargli l'addio sabato mattina, amici che in questi giorni non hanno fatto mancare la presenza e il sostegno alla famiglia. Ora la politica con le elezioni, la campagna elettorale in fermento. L'alleanza PD Calenda ha di fatto riaperto la partita per le elezioni. A dirlo Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, che placa le polemiche e si dice fiducioso di raggiungere un'intesa più ampia. L'alleanza con Calenda che noi abbiamo fatto è un segnale positivo, e anche con la Bonino, di unità, di responsabilità, che pone al centro questioni programmatiche serie, il lavoro, l'impresa, la sostenibilità ambientale, e che di fatto ha riaperto la partita per le elezioni politiche, perché questa alleanza è un'alleanza competitiva. Per Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, la partita è riaperta e lancia una frecciatina. Dobbiamo lavorare, c'è ancora un 40% di incerti, ma se qualcuno pensava che avesse già vinto il centrodestra, non è così. Ora occhi puntati sui Verdi per una larga alleanza di centrosinistra. Stiamo lavorando anche in queste ore all'individuazione di un accordo per definire un'alleanza di centrosinistra in cui ci sia il Partito Democratico con la propria lista, democratici e progressisti, perno di un'alleanza che al centro veda anche le forze che fanno riferimento a Calenda e alla Bonino, e a sinistra vede una presenza delle forze che fanno riferimento ai Verdi, a Europa Verde e alla sinistra italiana. Si sta anche lavorando per la composizione di una lista civica che faccia riferimento ai sindaci. Questa legge elettorale, spiega Martella, obbliga a fare delle alleanze ed è per questo che noi le stiamo ricercando. Sono intese di carattere elettorale ma anche di carattere programmatico. Noi vogliamo fornire al Paese un messaggio chiaro, quello di una coalizione democratica, progressista e ambientalista che possa occuparsi dei problemi e dei bisogni delle persone. E Carlo Calenda era proprio in Veneto oggi. Il segretario di Azione annuncia che correrà per un seggio in Parlamento nella nostra regione e sull'autonomia si dice pronto a ripartire dal punto in cui era arrivata il ministro Maria Stella Gelmini. Io mi candiderò anche qui, in Veneto. È il mio collegio elettorale delle europee, è il posto dove tante volte sono andato a visitare imprese, impianti eccetera, è una terra che io sento molto affine e quindi sicuramente mi candiderò anche qui. Correrà in Veneto probabilmente per un seggio alla Camera il segretario di Azione Carlo Calenda, che arriva a Padova per poi toccare Asiago a 2 giorni dalla firma del patto elettorale con il PD di Enrico Letta. C'è un patto precisissimo, anzi è l'unico patto fatto veramente sui contenuti, termovalorizzatore, no aumento delle tasse, salario minimo per i lavoratori, rigassificatori, insomma ci sono tutti gli elementi molto precisi e specifici dell'agenda Draghi. Quindi il patto è fatto, io sono qua a fare campagna elettorale, basta discussioni, il patto c'è, l'assetto anche, è molto chiaro. Qui è un confronto di leadership, da un lato ci siamo io e Letta, dall'altro lato ci sono Salvini e Meloni e questo è, e gli italiani devono scegliere. Io credo anche rompendo quel criterio destra-sinistra che ha portato per 30 anni l'Italia a declinare. Io rappresento nella coalizione i liberali, moderati, popolari. Con Enrico Letta un buon rapporto, abbiamo tutti avuto grandi esperienze internazionali che servono, siamo pronti a governare il Paese anche in una condizione, soprattutto in una condizione così tragica internazionale e economica. Sei arrivato in una terra di imprenditori dove sono molto preoccupati per la caduta del governo Draghi. Ma certo, ma hanno ragione. Io la conosco molto bene, questo è il mio collegio elettorale, abbiamo fatto Impresa 4.0, la strategia energetica nazionale. Le imprese se lo ricordano bene, l'ho detto oggi a Silvio Berlusconi, chiedi ai tuoi imprenditori se ha fatto più lui o io per le imprese. Noi gli abbiamo levato l'IRES, l'IRAP. Allora
Questi sono i temi che vanno dibattuti. Nessun dialogo possibile con i 5 Stelle, interlocuzione solo sul programma sottoscritto con Verdi e Sinistra Italiana, puntualizza Calenda, che sull'autonomia si dice pronto a ripartire dalla legge quadro sulla quale era al lavoro il ministro Gelmini. Questa storia dell'autonomia è un po' surreale, perché l'ha promessa Zaia, l'ha portata avanti la Gelmini e fanno cadere il governo prima di poterla approvare. E parte proprio da dove era arrivato la Gelmini. Sì, ma poi io dico una cosa, io ho sempre avuto questo principio, io penso che le regioni che spendono bene devono avere più autonomia, le regioni che spendono male devono avere meno autonomia, e mi pare che è il criterio che utilizziamo in tutte le cose della vita. Preoccupato per l'autunno e con una proposta in tasca, detassare un intero stipendio per annullare gli effetti del caro vita grazie alle maggiori entrate derivanti dall'IVA, Calenda in queste ore lavorerà sulla composizione delle liste. Far cadere il governo Draghi è stata una scelta sbagliata e incomprensibile. Lasciare il 5 Stelle è stata una decisione sofferta ma obbligata. Così il ministro Federico D'Incà, l'ormai ex ministro Federico D'Incà, spiega le sue dimissioni dal movimento. Non usa mezzi termini il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Lasciare il Movimento 5 Stelle è stata una decisione sofferta ma dovuta a far tracimare il vaso già pieno la scelta di far cadere il governo. Io ho fatto le mie scelte, l'ho trovato assolutamente sbagliato. Il Paese ha bisogno di andare avanti con stabilità politica, era una maggioranza molto larga, io so quanta fatica si faceva per poter stare tutti quanti insieme, ma bisognava ragionare per il bene del Paese e continuare a farlo per i prossimi mesi, che sono tra i più difficili in assoluto dal 1946-47 in poi. Saranno mesi impegnativi tra settembre, ottobre e novembre e noi ci andremo con le elezioni. Se la classe politica si guarda l'ombelico, questo è un errore e occorre dirlo in tutti i modi e in tutti i luoghi. Si toglie un sassolino dalle scarpe il ministro, che torna anche sulle parole del presidente destro di Confindustria, che spiega come ci sia bisogno di un governo credibile. Il presidente destro ha perfettamente ragione. Ha parlato anche appunto di responsabilità e di credibilità. Io non so chi ha mandato a casa il governo Draghi come possa definirsi credibile. Questo era il momento meno opportuno, commenta. E siamo alle prese con le riforme del PNRR, che non basta semplicemente il passaggio parlamentare, occorre fare anche decreti legislativi, quelli attuativi. Non è una cosa semplice poter cambiare un paese. Abbiamo la riforma del civile, la riforma del processo penale, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza, la riforma del fisco, la riforma della giustizia tributaria, passaggi pazzeschi per il nostro paese che dovevano essere continuati, arrivare fino almeno al prossimo anno e poi alla fine ognuno decideva di fare quello che voleva. È un errore enorme, io lo trovo un errore che pagheranno le prossime generazioni, lo pagherà tutti quegli italiani che questa mattina si sono alzati, i nostri veneti, per andare a lavorare, lo pagheranno gli imprenditori. Non si può accettare una considerazione del genere. Io ho fatto la mia scelta con sofferenza, mi pare sia stato l'unico forse che ha fatto una scelta del genere. Voltiamo pagina. Nel pomeriggio nella cattedrale di Belluno i funerali di Omar Monestier, folla di amici, colleghi e autorità stretti in un abbraccio alla famiglia del direttore Gentile. Il feretro arriva in Piazza Duomo allo scoccare delle 3 del pomeriggio ad accogliere le spoglie di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto del Piccolo di Trieste, morto improvvisamente 3 giorni fa in conseguenza di un malore. Decine di colleghi, amici e autorità, civili e militari. Tra i primi ad arrivare il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Una persona con cui si poteva sempre avere un confronto anche da punti di vista diversi ed una correttezza enorme nel svolgere la sua professione. Una grande capacità anche di conoscere e analizzare il territorio del Friuli Venezia Giulia. Lui è veneto, ma aveva interpretato e riusciva a interpretare benissimo quello che era il Friuli e quello che era la Venezia Giulia. Omar Monestier aveva mosso i suoi primi passi dal mondo del giornalismo in una radio locale bellunese, da lì al Gazzettino e poi alla Gazzetta delle Dolomiti, con una progressione di carriera consona al suo spessore. Delicato, discreto, elegante, con la schiena dritta, onesto, pungente, sempre senza paura. Qualità espresse nella pagina delle Beatitudini del Vangelo di Luca, che Don Alex Vascellari legge e approfondisce in una omelia pregna di affetto verso Sara, la moglie, e i figli Benedetta, Tommaso, Giovanni e Giulio. Andare alla ricerca di questa verità e di questa giustizia ci fa gustare qualcosa di veramente profondo. Una determinazione, una professionalità che non fa sconti. Lo sanno bene quanti hanno lavorato sotto Omar, ma che proprio per questo fa crescere, fa realizzare progetti e sogni, sprona a dare il meglio di
È il figlio Tommaso a prendere per primo la parola, invita a ricordare Omar senza mitizzarlo, e a seguirlo è la sorella Benedetta. Papà cammina sulle mie gambe, cammina su tutte le vostre gambe, ne sono più che consapevole. Papà è ogni mio gesto, è ogni cosa che penso, che dico, in ogni libro che leggo. Caro papà, mi sono chiesto lungamente perché la mia storia d'amore con te sia finita sulle note del nessun dorma. Non ho una risposta, non l'avrò mai, ma so con tutta me stessa che il tuo ricordo, lei sarà sempre l'opera più bella della mia vita, che vivrà in me ancora e ancora. Ciao papà. Lo strazio della sua dolce Sara e il saluto ad un amore senza confini. I colleghi della grande famiglia del gruppo Gedi si alternano davanti al feretro, lo ricordano, gli promettono di non tradire i suoi insegnamenti, di proseguire lungo il sentiero tracciato con una passione rara. A Belluno, dove prima del suo nuovo incarico in Friuli Venezia Giulia è l'ex caporedattrice Marcella Corrà a richiamare alla memoria il tratto distintivo di Omar Monestier. Io l'ho scritto nei giorni scorsi che proteggeva i suoi giornalisti, no? Anche da parte di chi potesse potere economico, potere politico, potesse, come dire, farsi avanti per bloccare qualcosa. Gli ultimi passi del suo cammino terreno Omar Monestier li ha compiuti sostenuto dalla stima e l'affetto che molte comunità oggi gli hanno riservato. Lasciamo questa pagina, cambiamo tema e territorio, andiamo nel veneziano per vedere come è stata riconvertita l'ex base NATO di Peseggia. Da base di missili ad autodromo per appassionati è il nuovo destino dell'ex base NATO a Peseggia di Scorzè, conosciuta con il nome di Sito 5. Realizzata durante la guerra fredda e operativa dal 1969, la sua funzione era difendere l'Italia settentrionale da eventuali attacchi aerei provenienti da est. Gestita dalla quinta batteria missili contraerei di Mestre, l'attività militare cessò nel 1996 e l'ex base missilistica venne dismessa nel 2009, dopo l'acquisto trasferita al comune dal demanio militare nel 2015. È bellissimo vedere come attraverso il nostro sport, attraverso l'automobilismo, si sia potuto anche dar corso ad una riqualificazione del territorio. È bellissimo infatti vedere delle prove speciali svolgersi in quella che era un'ex base militare e che adesso è stata riconvertita sapientemente dall'amministrazione. Nelle prossime ore la prova speciale per la 19ª edizione Rally Città di Scorzè. 86 gli equipaggi in gara sabato prossimo 6 agosto sulle strade a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Tra le novità più attese il ritorno dopo 3 anni di stop della super speciale notturna, appunto nella ex base missilistica di Peseggia, con un percorso tutto rivisto tra stradine tortuose, curve veloci e allunghi mozzafiato. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in città in via Pollini, allertati da alcuni residenti che si erano accorti di un cane, un border collie, ecco lo vedete, che da più di 2 ore era rinchiuso all'interno di una vettura parcheggiata al sole. Giunti sul posto i pompieri sono riusciti ad aprire l'auto senza rompere nessun cristallo e a liberare l'animale. Il cane è stato rifocillato e rinfrescato con acqua e successivamente preso in custodia dalla polizia locale, che provvederà a rintracciare i proprietari tramite il chip di riconoscimento dell'animale, e non è escluso naturalmente che i proprietari scattino dei provvedimenti. Era l'ultima notizia per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma l'Italia, ma non mancherà qualche temporale sul nostro territorio. Vediamo in quali zone nel dettaglio di venerdì 5 agosto. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sgombro da nubi. In montagna qualche addensamento associato a probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento e afa di nuovo alle stelle, minime tra 16 e 26 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a toccare i 37 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno, ma non è escluso qualche isolato rovescio pomeridiano. Sui rilievi soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime intorno ai 35-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, ma avremo anche dei temporali dalle ore più calde e saranno via via più frequenti. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.